Siamo qui con Rugani, l'attaccante della Pumas, una delle partite, se non la partita più ostica disputata fra le mura domestiche in questa stagione con il Roller Matera. Cosa salvi e cosa è da rivedere in questa gara? Sì, era una delle partite più difficili, lo sapevamo già e si è confermata così, però abbiamo sicuramente giocato molto bene, sapevamo che era una delle squadre che puntava alla promozione e l'avevamo preparata molto bene questa partita. Secondo me sicuramente la cosa che salva è la fase difensiva, perché credo che siano arrivati non molte volte nella nostra area di rigore a tirare, a concludere, e purtroppo però sicuramente c'è da rivedere qualcosa sotto porta, c'è da rivedere la fase offensiva, non tanto sul punto di vista delle azioni create, ma dal punto di vista dei gol, del cinismo, perché non va bene tutte queste occasioni create e fare solamente 3 gol, perché in proporzione tra quello che hanno creato loro e quello che abbiamo creato noi credo che il risultato non sia giusto e ci stia stretto. E in quali fasi hai visto meglio la Pumas? Nel primo tempo o nel secondo tempo? Ma io credo che abbiamo fatto una partita molto, molto bilanciata sia nel primo che nel secondo tempo. Nel secondo tempo credo che siano arrivati ancora meno volte in porta che nel primo tempo, abbiamo difeso ancora meglio nel secondo tempo. Però sia nel primo che nel secondo tempo appunto il problema è stato lì davanti, il portiere poi c'è da fare anche complimenti al portiere che è stato molto bravo, però bisogna lavorare sotto questo aspetto, perché appunto come già detto, nonostante la squadra fosse molto forte, secondo me il pareggio ci sta stretto. Quindi cattiveria e precisione sotto porta. Sì.